Era andato a casa di un amico nell'Alta Padovana dove erano presenti alcuni ragazzi che stavano tranquillamente chiacchierando in giardino. Il PR, molto conosciuto nelle discoteche del trevigiano, padovano e veneziano, è entrato in casa ed ha trovato una ragazzina di 16 anni. L'ha avvicinata e l'ha palpeggiata e baciata, nonostante la resistenza della giovane che si è divincolata. Il re della notte a quel punto ha deciso di desistere e se n'è andato dalla festa mentre la sedicenne, in lacrime, ha raccontato tutto ai genitori. Da qui la denuncia. Ieri il giovane 22enne è stato condannato a 2 anni di reclusione, inoltre dovrà risarcire la vittima con 8.000 euro ed i genitori di lei con 2.000 euro a testa. Il legale del PR ha già annunciato di voler presentare ricorso in appello. La difesa in aula: con quella ragazza ha avuto una relazione sentimentale, ma aveva paura di dirlo ai genitori, ma i giudici lo hanno condannato per violenza sessuale. Fra l'altro il ragazzo non è nuovo a questi episodi, sulla sua testa pesa un'altra accusa per lo stesso reato, una quindicenne che aveva incontrato la baita al lago a Castelfranco, stessa situazione, l'ha avvicinata, l'ha palpeggiata tentando di avere un rapporto sessuale. La sua resistenza lo ha fatto desistere, per questo fatto è attesa la sentenza per il 12 giugno.